udienza preliminare in aula bunker a Mestre, il GUP Andrea Innocenti ha ammesso Comune e Città Metropolitana come parti civili ed escluso la CGIL nel processo che vede come principale indagato il sindaco Luigi Brugnaro. Omicidio di Sergiu Tarna, il Tribunale del Riesame oggi ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Riccardo Salvagno, il vigile urbano detenuto a Verona. Latitante dal 2019 dopo una condanna definitiva per associazione dedita allo spaccio di droga in diverse località del veneziano, 39enne albanese è stato rintracciato e arrestato a Dubai su mandato della Procura di Venezia. Un'operazione pubblica finanziata dallo Stato non può essere costruita comprimendo il costo del lavoro, durissima la presa di posizione della CGIL veneziana dopo ANAC ha rilevato irregolarità sulla procedura d'appalto per la nuova questura di Marghera. 20 dipinti e 8 sculture del 600 e 700 che i veneziani non hanno potuto vedere per 30 anni, l'ULSS 3 è tornata in possesso di un ingente patrimonio proveniente dall'isola di San Clemente. Dopo le emozioni della 46esima tappa del viaggio della fiamma olimpica in piazza San Marco, oggi la carovana ha proseguito verso Trieste, in mattinata i passaggi nel Veneto orientale. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia. In primo piano l'inchiesta Palude. Nell'udienza preliminare in aula bunker a Mestre il GUP ha ammesso Comune e Città Metropolitana come parti civili ed ha escluso la CGIL nel processo che vede come principale indagato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ci sono state diverse eccezioni sollevate dalle difese degli imputati rispetto alla costituzione degli enti territoriali, anche degli enti territoriali ma non solo, tra cui appunto il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia che assistiamo. Abbiamo naturalmente avuto la possibilità di replicare alle eccezioni di inammissibilità di queste costituzioni. E dopo essersi ritirato per più di un'ora in Camera di Consiglio, il giudice per le udienze preliminari Andrea Innocenti ha deciso che sia Comune di Venezia che Città Metropolitana saranno parte civile nel processo dell'inchiesta Palude, che vede imputato tra gli altri il sindaco Luigi Brugnaro, assente nell'aula bunker di Mestre, così come la maggior parte degli imputati. Ammesse anche le holding di trasporti veneziana AVM ACTV e l'Associazione Libera. Rispetto ovviamente al Comune di Venezia e alla Città Metropolitana di Venezia non è stata sollevata alcuna questione da parte della difesa del dottor Brugnaro. Giustamente è stata esclusa la CGIL Metropolitano. Per quanto riguarda l'Associazione Libera, nel proprio statuto ha anche una previsione di tutela rispetto alla corruzione, in astratto era legittimata e il giudice l'ha ammessa come parte civile. Una decisione ragionevole e ben motivata che ritengo assolutamente prevedibile anche nella nostra rappresentazione. Il Tribunale, il giudice, chiedo scusa, ha riconosciuto che i meriti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro sono meriti totalmente eccentrici rispetto all'oggetto di questo processo e quindi correttamente la CGIL è stata esclusa come parte civile. Se tutti i soggetti che si ergono a tutori della legalità sul territorio potessero costituirsi parte civile in ogni processo, le aule di tribunale diventerebbero degli stadi. Il giudice ha deciso di escludere il sindacato dalle parti civili perché, ha scritto nell'ordinanza, al cospetto di condotte che si collocano su un piano differente dall'azione prioritaria del sindacato, non può oggettivamente sostenersi che la CGIL di Venezia risulti danneggiata dai reati per cui si procede. Ma il sindacato non molla. È difficile, secondo noi, pensare che un'economia intossicata per 7 anni dai reati di cui stiamo parlando nel processo non abbia prodotto, per esempio, fallimenti di imprese oppure abbia impedito il sorgere di imprese rispettose delle normative sul lavoro, senza che questo non abbia prodotto danni ai lavoratori. Per esempio, un'impresa che fallisce fa sì che i lavoratori perdano il posto di lavoro. Se prendiamo atto di questo provvedimento, sottolineando che se il processo arriverà a dibattimento su disposizione dello stesso giudice di oggi, rinnoveremo l'atto di costituzione della CGIL come è possibile, con le necessarie e opportune motivazioni.
Dopo i patteggiamenti, gli imputati sono oggi 27. La prossima udienza sarà il 13 febbraio. Ed ancora cronaca giudiziaria con l'omicidio del barman Sergiu Tarnari. Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Riccardo Salvagno, il vigile detenuto a Verona accusato del delitto. È stata un'udienza molto impegnativa sotto vari profili, vi era presente anche il pubblico ministero e le questioni che sono state sottoposte al Tribunale del Riesame sono molte, sia di natura procedurale sia di merito. Mentre gli inquirenti continuano a cercare l'arma del delitto e nell'arco di una decina di giorni dovrebbero avere l'auto ancora ferma in Spagna, si è svolta l'udienza del riesame chiesto dall'avvocato difensore di Riccardo Salvagno, in cui è stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il vigile detenuto a Verona, con l'accusa di aver ucciso il barman 25enne Sergiu Tarna la notte del 30 dicembre scorso. Dunque niente arresti domiciliari. Lui non ha un chiaro ricordo delle fasi che hanno caratterizzato l'omicidio del povero Tarna e ovviamente progressivamente immagino che maturerà delle valutazioni, che deve ancora mettere a fuoco correttamente e completamente ciò che è accaduto. I prossimi passi è anche capire su quale direttrice andranno le indagini preliminari, anche a seguito dell'arresto del presunto complice dovremo capire che tipo di atteggiamento terrà il signor Vescovo rispetto alle accuse che sono mosse dalla Procura della Repubblica. Contemporaneamente il difensore di Vescovo, già in cura al centro di salute mentale, farà eseguire gli accertamenti sul suo stato psichico. Ho nominato come consulente di parte il professor Sartori, che la prossima settimana si recherà in carcere per fare una doppia valutazione, una relativa alla compatibilità carceraria in relazione a quella che è la somministrazione di farmaci di cui da diversi anni necessita il Andrea Vescovo, l'altra per valutare in relazione alla patologia, vedremo quale, se questa ha avuto o avrebbe o avrà una rilevanza nel contesto criminoso di cui ci stiamo occupando. Ho comunque presentato l'istanza di riesame, vediamo se coltivarla oppure no. L'appuntamento per l'interrogatorio del pubblico ministero sarà da qui a una decina di giorni. Intanto la prossima settimana il 38enne di Spinea potrà incontrare la madre che non ha più visto dal giorno dell'arresto. Latitante dal 2019 dopo una condanna definitiva per associazione dedita allo spaccio di droga in diverse località del veneziano, un 39enne albanese è stato arrestato a Dubai. Al termine di 7 anni di latitanza, un 39enne albanese, ritenuto dalla Procura di Venezia vertice operativo e decisionale di un'organizzazione che gestiva lo spaccio di droga in mezza provincia di Venezia e in altre zone del Veneto, è stato rintracciato e arrestato a Dubai dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti su indicazione della Polizia di Stato italiana. Le indagini della Squadra Mobile di Venezia e del Servizio Centrale Operativo, condotte tra l'altro con l'impiego di tecnologie avanzate nel campo della sorveglianza elettronica, hanno consentito di arrivare a ricercato anche attraverso gli spostamenti dei suoi familiari. L'avvocato Fabio Crea non ha ancora avuto modo di contattare il suo assistito. Nel momento in cui viene arrestato in uno stato estero, in particolar modo negli Emirati Arabi, non è che viene avvisato il difensore italiano. Se e quando sarà portato in Italia, allora avrò modo di incontrarlo. Verificherò attraverso il Ministero della Giustizia quelle che sono le condizioni detentive negli Emirati Arabi e se è il caso andrò a trovarlo. In quel momento saprò quelle che sono le sue scelte, che sono scelte assolutamente personali. La Procura di Venezia ha ricordato che all'epoca dei fatti l'oramai ex latitante viveva a Noale e curava direttamente la gestione dei canali internazionali di approvvigionamento degli stupefacenti, dirigendone poi la distribuzione sul territorio veneziano e in diversi centri della provincia, tra cui Mestre, Scorzè, Noventa di Piave e Jesolo. Quello che viene indicato, è stato indicato nella stampa, è un cumulo di 3 sentenze, 2 per stupefacenti e un reato di lesioni. Il residuo pena è di 7 anni e 3 mesi e quindi qualora dovesse essere portato in Italia
ci sarà da espiare un paio d'anni, tenuto conto che 2 anni li aveva già fatti in custodia cautelare, e poi potrà accedere alle misure alternative come l'affidamento in prova, essendo soggetto radicato anche nel territorio italiano. L'arrestato è già stato condannato a 8 anni e 7 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Le sentenze sono definitive. In primo grado era stato condannato a 12 anni e 9 mesi, in quanto il giudice di Venezia aveva ritenuto che fosse il capo promotore dell'associazione, accusa poi che siamo riusciti a far cadere e derubricare avanti alla Corte d'Appello con una cospicua riduzione di pena. Da 12 anni e 9 siamo andati a 5 anni e 4 mesi, proprio in considerazione della esclusione del suo ruolo verticistico. Un'opera pubblica finanziata dallo Stato non può essere costruita comprimendo il costo del lavoro o scaricando rischi su chi lavora nei cantieri. È durissima la presa di posizione della CGIL di Venezia dopo che l'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha rilevato irregolarità sulla procedura di appalto per la realizzazione della nuova questura a Marghera, tra cui violazioni diffuse del codice degli appalti. L'importo dei lavori sfiora i 40 milioni di euro. Secondo la CGIL, la delibera ANAC fotografa una gestione che, al di là dei profili amministrativi, la stazione appaltante e la città metropolitana di Venezia, apre un tema centrale ed inaccettabile. Quando si schiaccia il costo dei lavori e si riducono trasparenza e controlli, a pagare sono sempre le lavoratrici e i lavoratori del cantiere, la sicurezza, la qualità e la legalità, afferma la CGIL di Venezia. Dopo il caso che ha riportato la discussione sulla delibera comunale anti-paccottiglia a Venezia, interessante lettura dei dati regionali dell'imprenditore Emiliano Biracu. Sentiamo. A parlare con insistenza a Venezia della delibera comunale anti-paccottiglia. Al di là del singolo caso specifico, l'imprenditore Emiliano Biracu, partendo dai dati regionali dell'Osservatorio sul Turismo, offre un'interessante lettura del fenomeno, citando proprio i numeri. Credo sia utile non fermarsi al singolo episodio e provare ad allargare lo sguardo. Venezia è una città complessa e per capirla davvero è importante affiancare alla cronaca anche i dati. Il quadro nel complesso a Venezia è molto positivo. Nel 2025 la reputazione online complessiva di Venezia e della sua laguna ha raggiunto un sentiment medio di 85 punti su 100, in crescita con l'anno precedente. È un dato significativo perché oggi la reputazione online è uno dei principali criteri con cui i visitatori scelgono una destinazione. I locali e i ristoranti raggiungono quasi 80 punti su 100, la recettività supera gli 81 punti e le attrazioni arrivano oltre 90 punti. Sono numeri che indicano una percezione positiva della qualità dell'offerta. Risultato anzitutto frutto di un lavoro concreto da parte degli imprenditori. Sono il frutto del lavoro quotidiano di tanti imprenditori che soprattutto nel periodo post-Covid hanno investito sulla professionalità, sulla formazione, ma soprattutto sulla valorizzazione delle tradizioni veneziane. Un altro elemento importante è il nuovo contesto europeo sulle recensioni digitali. Oggi le recensioni sono sempre più autentiche e verificate. Una nuova mostra d'arte nel cuore dell'ospedale civile di Venezia, l'ULSS 3 Serenissima, è tornata in possesso di dipinti e sculture del 600 e del 700 provenienti dall'isola di San Clemente. Lo hanno ribattezzato il Tesoro di San Clemente, 20 grandi dipinti e 8 sculture del 600 e 700 di cui l'ULSS 3 Serenissima è tornata in possesso e ha restituito dopo decenni di oblio allo sguardo del pubblico attraverso una pinacoteca allestita all'ospedale civile. Noi stiamo realizzando una struttura qui che ha il massimo della tecnologia, però abbiamo anche il massimo della cultura per la città di Venezia. Nel 1992 queste opere furono escluse dalla vendita a privati dell'isola di San Clemente, all'epoca manicomio centrale femminile veneto, chiuso per effetto della legge Basaglia, oggi albergo a 5 stelle. Queste opere sono rimaste in custodia in un deposito del Museo del Patriarcato, visto che in quel periodo l'amministrazione dell'ULSS non era in grado né di garantirne la tutela né di esporli con le dovute condizioni di salvaguardia.
Io avevo il terrore di questi 30 anni passati, come dire, che come un'ombra continuavano a coprire questa ferita aperta sulla città, come dire, che per noi era una cosa molto forte in termini negativi, no? Dovevamo assolutamente curare questa ferita. Ci sono voluti quasi 4 anni per concordare una soluzione tra i vari soggetti interessati e certificare la legittima proprietà di questo patrimonio. C'è stata la convergenza del patriarcato, della sovrintendenza, dell'USL, dell'amministrazione comunale e un qualche cosa che si dava perduto e che è rimasto fuori dalla disponibilità dei cittadini veneziani oggi viene esposto. E continuiamo con la cultura, grande successo a Mestre per la presentazione al pubblico del film La Grazia di Paolo Sorrentino. C'è di peggio, c'è anche chi lavora. Tutto esaurito al Cinema Candiani di Mestre per la presentazione del film La Grazia, in concorso e fin d'apertura all'82esimo Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al Lido. Presenti in sala ai Candiani anche il premio Oscar Paolo Sorrentino. Mi pare che parlare dei dubbi oggi sia quasi un atto rivoluzionario, perché sembra che ci siano solo certezze, soprattutto da parte dei politici. Sì, no, hai detto bene, perché i social, soprattutto i social, restituiscono un'idea dove tutti hanno la loro certezza, tutti hanno la loro opinione molto precisa, e questo è addirittura così enfatizzato in certi politici che ben conosciamo, che prendono decisioni affrettate da un giorno all'altro, ogni giorno aprono un nuovo fronte, sembra che debbano invadere mezzo mondo. Quindi in quest'ottica il recupero del valore del dubbio mi sembra anacronistico ma attuale. Il film, uscito nelle sale solo a gennaio, pochi giorni fa, ha ottenuto anche a Venezia la Coppa Volpi come miglior attore per Tony Servillo nei panni di un istrionico immaginario Presidente della Repubblica e una profonda e bellissima interpretazione di Anna Ferzetti. Mi piace solo scrivere. Ah, ti piace solo scrivere? Sì. Io sono di una pigrizia patologica e quindi scrivere, che vuol dire passare dal letto alla scrivania, che sono 7 passi in pigiama, è perfetto per la mia pigrizia. Invece uscire di casa alle 4 del mattino, andare a fare le riprese come le ho fatte qui a Venezia anni fa, a gennaio, nel freddo più incredibile che abbia mai provato, non è stato proprio divertentissimo. Tanto tu in Veneto eri stato con Le conseguenze dell'amore, o sbaglio? Hai girato a Treviso anche? Io ho girato gran parte delle conseguenze dell'amore a Treviso. Poi ho girato a Venezia tantissime volte perché mi piace, come a tutti, mi piace tantissimo. Dopo le emozioni della 46esima tappa del viaggio della fiamma olimpica che si è concluso ieri sera in piazza San Marco, oggi la carovana ha proseguito verso Trieste. In mattinata i passaggi nel Veneto orientale, a partire da Musile di Piave, attraversando il Ponte della Vittoria. La fiamma, seguita dal consueto corteo, è arrivata a San Donà. In contemporanea un momento aggiuntivo a Jesolo, con la fiamma che ha attraversato il paese. Poi la ripartenza da Concordia Sagittaria, da lì è giunta a Portogruaro, e sempre in contemporanea un piccolo passaggio a Caorle sul lungomare e nel centro della cittadina. La fiamma è poi proseguita verso Trieste in attesa del rientro della fiaccola in Veneto, che la porterà poi a Cortina lunedì prossimo. Riviviamo ora, in chiusura di questa edizione, il suggestivo arrivo in piazza San Marco ieri sera a Venezia ad accendere il braciere la storica campionessa paralimpica di tiro con l'arco Sandra Truccolo, e con questi momenti di grande emozione si chiude questa edizione di Venezia del nostro telegiornale. Subito dopo, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Eccoci. Sandro, gli ultimi metri. Sandra Turco, è vicinissima. Ecco qua sul palco, l'Olimpia, a Roma, a Venezia, a 776 a.C. Un'altra pagina di storia si sta per scrivere qui a Venezia, e ci siamo, a Venezia c'è!
fatto un po' ricordare il podio olimpico e quindi l'emozione è stata tanta, veramente. Quanto emozionante è arrivare qui in Piazza San Marco di fronte a tantissime persone e accendere, trovarsi proprio questa fiamma davanti. Beh, tantissimo, perché poi è la piazza più bella del mondo, quindi sicuramente tanta emozione, vedere così tanta gente che ti acclama, ti applaude. Beh, è stato bellissimo, veramente, molto molto emozionante. Lo sfondo della fiamma qui accesa con la Basilica di San Marco e il campanile ha qualcosa di unico, e questo è anche la grande vicinanza con Cortina d'Ampezzo che unisce Venezia a Cortina d'Ampezzo e quindi la rende quel marchio The Land of Venice, il Veneto, unico nel mondo. Passaggio a Venezia, magari va bene son di casa, ma è memorabile, insomma. Incantava questa sera il Canal Grande illuminato, soprattutto dalle fiaccole, con un accompagnamento, un'atmosfera decisamente unica. È una grande emozione, sì, perché diciamo che dopo, è venuta qua nel 2006, mi sembra l'ultima volta, dopo 20 anni è ritornata la fiamma.